Eccoci qui amici telespettatori, apriamo sempre la rubrica dei cuori solitari con questa bella scenografia di cuori appunto solitari, perché voglio presentarvi due cuori solitari marsalesi che sono in cerca praticamente della loro anima gemella, la loro ragazza ideale. Ve le presento subito, uno si chiama Francesco. E l'altro si chiama pure Francesco. Per differenziarli naturalmente noi metteremo Francesco A e Francesco B. Cominceremo naturalmente con Francesco A. Ciao Francesco. Ciao. Allora Francesco, quanti anni hai? Io 25. Hai 25 anni e tu praticamente sei in cerca della tua anima gemella, la ragazza ideale. Sì. Come dovrebbe essere questo genere di donna che tu vai cercando? Deve essere un po' selvatica, un po' macchiaccio. Il mio tipo forte. Cioè tu praticamente vai cercando una selvaggia. Sì, mi deve fare impazzire. Che ti tratti male praticamente. Te male no. No. Mi si deve fare capire nel momento giusto. Cioè in che senso? Spiegati meglio, perché fai capire alle telespettatrici praticamente che ti stanno guardando che genere di donna vai cercando per quanto riguarda selvaggia. Non so, ti deve graffiare, ti piace essere graffiato? Tipo un leopardo. Esatto. Poi pugni in faccia, cosa ti piacciono? No, pugni no. No, pugni no. Qualche pedata, cosa ti piace? No, pedata. Cioè, solamente graffi. Cioè per i graffi tu deve graffiare. Esatto, tipo una gatta. Esatto, ti piace questo genere di donna? Gatto Esatto. Mentre per te che genere di donna vai cercando? Donna. Sì, no, dico come caratterialmente, cioè per colpirti la donna, come dovrebbe essere? La vuoi di carattere forte o la vuoi dolce? Dolce. Dolce, ti piace la donna dolce? Sì. Mansueta, manza, tipo un cagnolino. Sì. Che ti venga dietro, praticamente ti accontenti in tutto. Sì. Tu per te non gli dici per esempio prendimi questa, lei te lo prende, gli dici per esempio prendimi l'altro e te lo prende lo stesso. Ti piace questo genere di donna? Va bene, passiamo ora sempre a Francesco A. Francesco, dimmi, tu hai preferenza per le bionde, per le brune? Brune. Brune. Ti piacciono praticamente le ragazze brune? Sì. Le vuoi alte? Un po' alte. Alte quanto? Tu sei 1,65, quindi quanto dovrebbe essere? Anche 1,67, 68, va bene. Anche 1,67, 68. Cioè ti piace la ragazza praticamente alta? Più alta. L'età? Partiamo da una base. Io ho 25, sono le 23. Sulle 23. Partiamo da una base, dai 20 25. ai 25, che è la migliore cosa. Sì. È giusto? Dovrebbe essere una ragazza, non so, che lavori o non ha importanza? Non ha importanza, la mantengo io. Addirittura. Tu che lavoro fai? Io in cantina lavoro. Lavori col vino? Sì. Il vino ti piace? Sì. Lo bevi spesso? Ogni tanto. Ogni Come un brianco. Ho capito. E ti piace qualche altra cosa oltre al vino? Fumi? Fumo, sigarette. Sì. Una volta ogni tanto. Ogni tanto. E poi effettui sport? Fai qualche sport in Faccio particolare? bowling, come un hobby. Fai bowling? Sì. E che genere di bowling fai? Bowling in pista giocando le bocce. No, quello di sabbia, quello è bowling di pista normale. Perché ci sono altri tipi di bowling? Sì. Che altri tipi di bowling ci sono? Bowling particolari, non so, perché non è che sono molto... Cioè, si gioca con la sabbia e con le piste di legno. Esatto, tu invece giochi Con le piste di legno. Sulle piste di legno, le piste di sabbia no? No. Perfetto. E che genere di musica ascolti, Francesco A? È musica italiana, anche straniera. Ti piace la musica house da discoteca? Sì. Ti piace ballare? Sì. Sei bravo a ballare? Abbastanza house. Sì. Sì. Che genere di ballo ti piace ballare? Abbastanza house. Su tecnico. Su tecnico? Sì, perché... Ti piace la musica tecnica praticamente? Sì. Esatto. La musica rurale non ti piace? No. No. Non sei adatto per la musica rurale? No. Mentre quella fashion? Ti piace? Fashion? Qualche cosa. Qualche cosa. Mentre per te, Francesco, che genere di musica ti piace? Napoletana, discoteca. Tu sei praticamente un tipo molto più romantico rispetto a Francesco A. Tu praticamente sei amante della musica romantica, la musica italiana o straniera? Straniera. Straniera. La musica italiana non ti piace? No. E la musica napoletana? Mi piace, sì. La musica napoletana sì. Che genere di cantante napoletano preferisci? Angelo Mauro, Franco Stago. Gigi D'Alessio? No, non mi piace. Non ti adesso. Oppure? Oppure Mario Merola. Mario Melo, ti piace? Sì. Va bene. Allora, parliamo di un'altra cosa, esatto? Parliamo. Se una ragazza dovrebbe colpirti, che cosa ti dovrebbe fare? Mi deve graffiare. Ti deve graffiare, cioè praticamente una ragazza viene da te, ti graffia e tu subito ti innamori, Esatto. scatta il colpo di fulmine. L'amore è una parola troppo forte, cioè, dobbiamo conoscere, dobbiamo frequentare. Subito. Esatto. È un colpo di fulmine. Graffio più, graffio meno, è giusto. Tu resisti fino a che ti graffia. Posso resistere. Esatto. Cioè, però il fatto di essere graffiato praticamente a te Mi piace. ti piace in una maniera eccezionale. Perfetto. Va bene, Francesco A. Allora, Francesco B, mentre una ragazza per colpire te come dovrebbe comportarsi? Lo sguardo. Lo sguardo. Cioè ti dovrebbe guardare in un modo particolare, tipo così, non so. In modo giusto. Tipo?
Tipo... Uno sguardo tecnico? Sì, fisso, tipo fisso. Uno sguardo fisso? Sì, Cioè praticamente ti deve guardare negli occhi e tipo ipnotizzarti. Sì. E tu praticamente in te scatta il colpo di sì, fulmine. torta il corpo di... Mhm. Ragazzi, voglio farvi una domanda, ne avete fatto mai dichiarazioni d'amore voi? Sì. Sì. A te ti piace fare la dichiarazione d'amore romantica o, o trasgressiva? Aggressiva. Trasgressiva. Mi piacciono i tu- tipi selvaggi. Esatto. Ascolta, se tu dovresti fare diciamo, come dire, una dichiarazione d'amore trasgressiva, esatto, e davanti ti troveresti una ragazza, come le diresti? Fai finta che c'è una ragazza di fronte a te e tu gli dovresti fare la dichiarazione. Amore mio, leopardo mio, vieni qua da me. Che fai impazzire. E poi? Mi dai un morso. E poi? Mi sei fatto. Vieni da ridere. Vabbè, non ti preoccupare. Mentre tu preferisci le dichiarazioni romantiche o trasgressive? Romantiche. Romantiche. Facciamo un esempio, se tu incontreresti una ragazza di fronte a te che gli dovresti fare la dichiarazione, come le diresti? Vabbè, va. Vai, No. non ti preoccupare, non ti preoccupare. No, vabbè, no. Non ti preoccupare, fai una prova, magari No. dovresti fare una dichiarazione. A meno che tu le dichiarazioni non le fai e te le fanno. No, io le faccio e poi me le fanno. Prima le fai tu e poi te le fanno loro o le fai direttamente tu? No, loro le fanno. Te le fanno a te e poi tu gliele fai a loro. Sì. Ho capito, un po' all'uno. Va bene, ragazze, abbiamo conosciuto due ragazzi marsalesi che sono in cerca della loro ragazza ideale, Francesco A e Francesco B. Per tutte quelle di voi che vorranno contattarli e naturalmente, non so, cominciare a conoscerli, praticarli, giusto? Sì. Non dovranno fare altro che chiamare Francesco A al suo numero di telefono che state vedendo in sovraimpressione e chiamare Francesco B naturalmente col suo numero che state vedendo ugualmente in sovraimpressione. Cosa possiamo dire alle telespettatrici che vi stanno guardando in questo momento? Qualche messaggio, non so, bello forte da poterle convincere a chiamarvi? Chiamatemi subito, che mi affetto. Aspetto un leopardo, che mi graffia. E poi? Sempre leopardo. E poi non so. Faccio decidere a loro. E poi? E poi? E poi? Parlane tu, Alberto. Va bene. Mentre tu, un messaggio che vuoi dare a qualche Io telespettatrice? spero che presto mi chiameranno e... Eh? Spero Continua. che presto mi chiameranno e mi... E poi mi vorranno. speri che praticamente che più presto ti chiameranno. Sì. Bellissimo messaggio. Va bene, amiche telespettatrici, chiamate perché sono qua Francesco A e Francesco B. Hai detto? Siamo qua. Esatto. Sì, per cui chiamate. vuoi aggiungere qualcosa? Ancora. Che devo dire? Ancora. Dai, qualsiasi cosa. Non so. Perfetto, bel pensiero, va bene. Per la rubrica dei cuori solitari Alberto vi saluta naturalmente Francesco B Francesco B. e vi saluta Francesco A. Ciao. Ok, ciao amiche.